Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora uno può scegliere di condividere l'isteria della bolla mainstream, per cui in queste ore a Riyadh la perfida America di Trump improvvisamente diventata la reincarnazione del fascismo, se non peggio, ha svenduto la sicurezza e l'anima occidentale a quelli che sono i suoi burattinai, cioè gli uomini di Vladimir Putin. Ora capite che il livello di verosimiglianza di questa ricostruzione, che però domina sui siti e nei commenti mainstream, è pari a zero, già solo perché si infrange sull'esperienza storica del primo mandato Trump. Allora uno può scegliere di anzitutto leggere, cioè partire dalla cronaca e poi eventualmente sviluppare il commento, le dichiarazioni di quello che oggi era il primo negoziatore del campo americano e occidentale, perché il campo americano e occidentale sono la stessa cosa. Non esiste un campo occidentale, anzitutto militare, che non sia americano. Dovrebbero ricordarselo i tanti micron di casa nostra. Comunque parliamo del segretario di Stato Marco Rubio. Parentesi niente affatto secondaria. Chi è Marco Rubio? Marco Rubio è storicamente un neoconservatore, uno che ha radici politiche e biografiche nel GOP di Bush Junior, di Bush Senior e di Reagan, cioè è diciamo una delle ultime espressioni del vecchio establishment repubblicano e, se volete, incarna il legame tra questo vecchio establishment e la rivoluzione maga di Trump. A differenza di molti neoconservatori, non è rimasto dogmatico nelle sue tesi, ha preso atto che la postura e l'interesse attuale dell'America è imporre i suoi interessi e quelli del mondo libero con la deterrenza, lavorare per la pace attraverso la forza e non sovraesporre sempre militarmente l'America. Tutto questo per dire che Rubio è tutt'altro che un amico di Putin. Rubio ha chiaro e ha più volte detto che Putin è un avversario dell'Occidente, ma Rubio ha anche chiaro, anzitutto una delle direttrici perenni della politica estera americana, quantomeno dai tempi di Nixon e Kissinger, cioè la necessità di impedire la saldatura tra Russia e Cina, cioè il blocco euroasiatico totalitario autocratico alternativo all'America e all'Occidente. Oggi ovviamente i pesi sono inversi, la principale minaccia è la Cina, non è più l'URSS. E dopodiché ha chiaro quali sono le partite prioritarie oggi. Appunto, su tutte svetta la sfida col dragone comunista. Questo per inquadrare in premessa. Cosa ha detto Marco Rubio, questo neoconservatore tutt'altro che amico di Putin e della Russia? Ha illustrato i risultati assolutamente preliminari, ovviamente, ottenuti dal confronto di oggi. Anzitutto, ha detto Rubio, nomineremo con la Russia un team di alto livello per negoziare la fine della guerra. Quindi siamo ancora, come dire, allo stadio preliminare all'individuazione poi di quello che sarà concretamente il team negoziale. Però che è un passaggio che sembra scontato, cioè oggi si è sdoganato, quindi ha sdoganato la Russia in primis, che l'obiettivo è negoziare per la fine della guerra, cosa che fino a ieri mattina così chiaramente il Cremlino non aveva mai esplicitato. Quindi c'è già un primo risultato, si è ammesso che bisogna negoziare per finire la guerra, non bisogna andare avanti a provare a scannare l'Ucraina. Seconda dichiarazione di Rubio, anche l'Europa dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, ma prima di tutto dobbiamo mettere fine a questo conflitto e Trump è l'unico leader al mondo che può riuscirci. Cioè Rubio sta dicendo, cari amici europei,
È ovvio che quando il negoziato entrerà nel vivo e nella sua articolazione concreta sarete al tavolo per un'ovvietà anche solo geografica, però dovete riconoscere che il cambio di paradigma radicale e si spera benefico per la situazione è incarnato da Trump, che Trump è l'unico che ha la potenza della deterrenza americana, la capacità di farla pesare, l'ottica negoziale, che sono le precondizioni per sbloccare la situazione. Quindi questo dovete riconoscerlo e certamente non imbastire controvertici velleitari alternativi. Terza dichiarazione di Rubio, che è un'altra diciamo finta ovvietà, che invece è una non ovvietà clamorosa. Oggi, dice Rubio, abbiamo affermato che tutte le parti devono fare concessioni per far finire la guerra e risolvere il conflitto in maniera accettabile per tutti. Quindi in questa interlocuzione preliminare non si affaccia nessuna resa, nessuna calata di braghe di fronte alla Russia, che sarebbe ridicola già solo per i differenti pesi di America e Russia, anzi si è condiviso e fatto esplicitare anche alla controparte russa, evidentemente, che per uscirne servono concessioni reciproche. Anche questa cosa così netta non era mai stata ammessa fino ad oggi dalla Russia. E concessioni reciproche, se da un lato implicano possibili rinunce territoriali di Zelensky, che in qualche forma dovranno esserci, dall'altro ovviamente implica l'accettazione da parte russa che qualche garanzia per la sicurezza e l'integrità nazionale ucraina dovrà esserci. E sono proprio i preliminari del gioco, che però fino a ieri mattina non c'erano e che sono stati sdoganati oggi in questa interlocuzione. Ce lo dice Marco Rubio, segretario di Stato americano. Scegliete voi se ascoltare lui o ascoltare il commentatore unico italico. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto